Ciao, napolista. Tutto bene con voi? Qui è il rapporto Napoli e vi ho portato una bomba dagli ambienti del club. E quando dico bomba, è una bomba vera. Le conversazioni tra Giovanni Manna e Antonio Conte stanno andando a tutta birra. E sapete cosa stanno pianificando? 3 uscite praticamente confermate per gennaio. Esatto, avete sentito bene. 3 giocatori dovrebbero lasciare il Napoli nella prossima finestra di mercato. E attenzione, non è una speculazione. Le trattative sono già avanzate e il piano di Conte e Manna è ben definito. Sanno esattamente cosa vogliono fare con la rosa. Restate con me fino alla fine perché vi racconto tutto su queste 3 uscite. Chi sono i giocatori? Perché se ne vanno? Dove potrebbero finire e cosa significa per il futuro del Napoli? E c'è di più. Vi spiego qual è la strategia dietro queste partenze. Venite con me che questa storia è caldissima. Il piano di Conte e Manna. Prima di rivelare i nomi dei 3 giocatori che dovrebbero partire, capiamo qual è il piano di Antonio Conte e Giovanni Manna per gennaio. Le discussioni tra il direttore sportivo e l'allenatore sono intense. Si incontrano continuamente per parlare del futuro della rosa. E non si tratta solo di acquisti. Si parla anche di uscite. Conte è stato chiarissimo con Manna, vuole una rosa snella, competitiva e dove tutti i giocatori abbiano la possibilità di giocare. Non serve avere un sacco di atleti fermi in panchina senza minuti. Questo non fa bene a nessuno. E Manna, da professionista competente qual è, ha capito perfettamente il messaggio. Sa che deve garantire continuità a giocatori che stanno facendo fatica ad affermarsi al Napoli. Deve trovare destinazioni dove questi atleti possano evolversi e avere minuti. L'obiettivo è chiaro. Dare opportunità a questi ragazzi di brillare in altri club, mantenere la rosa del Napoli competitiva e anche liberare spazio per eventuali rinforzi a gennaio. È una strategia intelligente. Vincono tutti, i giocatori che avranno più minuti, il Napoli che sistemerà la rosa e i club che riceveranno atleti di qualità. E ora passiamo ai nomi. Chi sono i 3 giocatori che dovrebbero lasciare il Napoli a gennaio? Prima uscita. Pasquale Mazzocchi. Il primo nome della lista è Pasquale Mazzocchi. E attenzione, non è una sorpresa per chi segue da vicino il Napoli. Mazzocchi è già da tempo oggetto di voci su un possibile trasferimento. Il terzino destro semplicemente non ha trovato spazio nella squadra di Antonio Conte. Ha giocato pochissimo finora. E per un professionista, stare senza minuti è frustrante. Mazzocchi è un ragazzo talentuoso, un professionista dedicato, ma purtroppo non rientra nel profilo che Conte cerca per quella posizione. E non è colpa sua. A volte è questione di sistema di gioco, di caratteristiche tattiche. La buona notizia è che Mazzocchi dovrebbe rimanere in Serie A. Vari club lo hanno in pugno e lo vogliono. È ottimo perché potrà continuare a giocare nel calcio italiano, che conosce bene, e avrà l'opportunità di essere titolare. Per il Napoli, l'uscita di Mazzocchi ha senso. Libera spazio nella rosa, dà opportunità al giocatore di crescere altrove e può portare un ritorno economico interessante. È una situazione in cui vincono tutti. Mazzocchi giocherà di più, il club che lo prenderà avrà un terzino di qualità e il Napoli potrà fare aggiustamenti nella rosa. Seconda uscita, Luca Marianucci. Il secondo nome è Luca Marianucci. E qui dobbiamo essere sinceri, Marianucci ha avuto pochissime opportunità di mettersi in mostra. È semplicemente in fondo alla gerarchia difensiva di Antonio Conte. Guardate la situazione, Marianucci è dietro a tanti giocatori nelle preferenze dell'allenatore. Riesce a malapena a entrare in campo. E questo è terribile per lo sviluppo di un giocatore giovane. Un atleta dell'età di Marianucci ha bisogno di giocare. Ha bisogno di minuti, di ritmo partita, di fare errori e imparare. Stare in panchina o in tribuna non aiuta per niente. E Conte e Manna lo capiscono perfettamente. Per questo la decisione di cedere in prestito o vendere Marianucci a un altro club di Serie A. L'idea è trovare una squadra che sappia sviluppare il giocatore. Un club dove possa essere titolare, giocare con regolarità e continuare a crescere. Marianucci ha potenziale. Gli serve solo l'opportunità. E nel Napoli attuale,
Con la concorrenza che c'è, quell'opportunità semplicemente non arriverà. Quindi il meglio per tutti è che vada in un club dove possa crescere. Tra qualche anno, chissà, potrebbe tornare al Napoli più maturo, più esperto e pronto a giocarsi un posto in prima squadra. Terza uscita, Giuseppe Ambrosino. E il terzo nome è Giuseppe Ambrosino. Anche questa è un'uscita che ha tutto il senso del mondo se analizziamo la situazione. Ambrosino è un attaccante giovane, con talento, ma che semplicemente non ha spazio nella rosa attuale del Napoli. Facciamo i conti. Davanti c'è Romelu Lukaku come titolare assoluto. Dietro di lui Raspadori, Simeone. E a seconda dello schema, anche Neres può fare il falso 9. Quindi Ambrosino sarebbe la quarta o addirittura quinta scelta in attacco. È insostenibile per un giocatore che ha bisogno di minuti. Per questo la decisione. Ambrosino dovrebbe partire in prestito a gennaio. L'idea è mandarlo in un club dove possa essere protagonista, giocare tutte le settimane e continuare a maturare. Call to action, like e iscrizione. E allora, napolista, state seguendo queste 3 uscite che stanno arrivando? Approfittatene e fate questo. Se non siete ancora iscritti al canale, cliccate ora sul pulsante iscriviti. È velocissimo e resterete sempre aggiornati su tutte le novità e i movimenti del Napoli. E se siete già iscritti e vi piacciono queste informazioni esclusive, lasciate quel like furbo qui sotto. Aiuta tantissimo il canale a crescere e a portare sempre più notizie dai retroscena del nostro Napoli. Forza! Like, iscrizione e attivate la campanella per non perdervi nemmeno una bomba in arrivo. Ora continuiamo perché vi spiego la strategia completa dietro queste 3 uscite e cosa intende fare il Napoli con lo spazio che si libererà nella rosa. La strategia dietro le uscite. Ok, ora che avete lasciato il like e vi siete iscritti, capiamo la strategia completa di Conte e Manna. Queste 3 uscite non sono casuali. Fanno parte di un piano ben ponderato per ottimizzare la rosa del Napoli. Primo punto, dare opportunità ai giocatori. Conte non vuole tenere fermi i giocatori che non avranno minuti. È ingiusto con gli atleti e non fa bene all'ambiente dello spogliatoio. Meglio che vadano in club dove possano giocare e svilupparsi. Secondo punto, liberare spazio nella rosa. Con 3 uscite, il Napoli apre posti per possibili rinforzi a gennaio. E Conte ha già detto chiaro che vuole qualche aggiustamento. Queste partenze permetteranno a Manna di andare sul mercato a cercare giocatori che davvero si incatramino nel sistema tattico dell'allenatore. Terzo punto, ridurre il monte ingaggi. 3 giocatori in meno significano risparmio sulla spesa salariale. E quei soldi possono essere reinvestiti in acquisti di impatto. È una questione di gestione finanziaria intelligente. Quarto punto, mantenere la rosa snella e competitiva. Conte preferisce una rosa più piccola, ma dove tutti i giocatori siano utilizzabili. Meglio 22 elementi di alto livello che 30 dove metà non gioca mai. Questo crea un ambiente di competizione sana nel gruppo. E c'è un dettaglio importante, tutte queste uscite sono pensate sul lungo termine. Il Napoli non si sta semplicemente sbarazzando di giocatori. Sta dando loro l'opportunità di crescere altrove. Nel caso di Ambrosino e Marianucci, che dovrebbero partire in prestito, c'è la possibilità che tornino al Napoli in futuro, più maturi e pronti a dare un contributo. È una strategia di sviluppo. Il Napoli pensa non solo al presente, ma anche al futuro del club. Cosa arriva dopo le uscite? Ora parliamo di quello che conta davvero, cosa intende fare il Napoli dopo queste 3 uscite. Con spazio nella rosa e risorse economiche liberate, Manna può andare sul mercato a prendere i rinforzi chiesti da Conte. E quali sono le priorità? Non lo sappiamo ancora con certezza, ma possiamo fare qualche analisi. Se parte Mazzocchi, il Napoli probabilmente cercherà un terzino destro che si adatti meglio al profilo voluto da Conte. Qualcuno con più caratteristiche offensive. O più difensive. Lo sa solo Conte. In difesa, con l'eventuale uscita di Marianucci, potrebbe arrivare un centrale più esperto, qualcuno che sia una opzione immediata per l'allenatore. E in attacco, con Ambrosino via, il Napoli potrebbe cercare un attaccante con profilo diverso.
qualcuno più veloce, più tecnico, più fisico. Le opzioni sono tante. L'importante è che Manna abbia carta bianca da Conte per fare i movimenti necessari. E il direttore sportivo ha già dimostrato di saper fare ottimi affari. Ha portato giocatori di qualità al Napoli, ha fatto acquisti intelligenti. E c'è di più. Con il Napoli in lotta per lo scudetto, ogni acquisto di gennaio deve essere preciso. Non si può sbagliare. Ogni giocatore che arriva deve essere pronto a contribuire subito. Gennaio potrebbe essere un mese decisivo per la stagione del Napoli. Se Manna azzecca gli acquisti, la squadra può arrivare ancora più forte alla volata finale. L'impatto sullo spogliatoio. Parliamo anche dell'impatto di queste uscite nello spogliatoio del Napoli. Mazzocchi, Marianucci e Ambrosino sono professionisti rispettati dai compagni. Si sono sempre dedicati, hanno sempre allenato con intensità, sono sempre stati veri compagni. Ma il calcio è così. A volte bisogna prendere decisioni difficili pensando al bene di tutti. E queste 3 uscite sono proprio questo, decisioni difficili, ma necessarie. L'importante è che tutto sia fatto con trasparenza e rispetto. Conte ha parlato con i giocatori, ha spiegato la situazione, ha chiarito che non è questione di mancanza di qualità, ma di profilo e opportunità. E gli altri giocatori della rosa lo capiscono. Sanno che il calcio è competizione, che i posti sono limitati e che a volte è meglio per un compagno cercare più minuti altrove. Il clima nello spogliatoio resta eccellente. Il gruppo è unito, concentrato e determinato a raggiungere gli obiettivi della stagione. E queste uscite, al contrario di quanto qualcuno potrebbe pensare, renderanno la rosa ancora più forte e coesa. Chiusura. E allora, napolista? Cosa ne pensate di queste 3 uscite praticamente confermate per gennaio? Io, personalmente, penso che Conte e Manna stiano facendo un lavoro eccezionale nella gestione della rosa. Stanno essendo giusti con i giocatori, intelligenti nelle decisioni e strategici nella pianificazione. Queste uscite daranno opportunità a Mazzocchi, Marianucci e Ambrosino di brillare in altri club. E allo stesso tempo permetteranno al Napoli di rinforzarsi ancora di più per la lotta al titolo. Lasciate qui nei commenti. Siete d'accordo con queste 3 uscite? Quali rinforzi vorreste vedere arrivare al posto loro? Commentate qui sotto. E non dimenticate, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi ora. Se lo siete, lasciate quel like. E condividete questo video con altri napolisti per far sapere a tutti di questo movimento. Nel prossimo video vi porto altre novità sul mercato di gennaio e sugli obiettivi del Napoli per rinforzare la rosa. Alla prossima, napolista. Forza Napoli sempre!